Ecco, possiamo dare inizio alle attività. Buongiorno intanto ai presenti qui a Venezia e ai presenti negli altri poli. Oggi affrontiamo questo argomento, direi estremamente delicato e forse anche complesso. L'ampliamento del lessico con particolare riferimento ai linguaggi delle discipline. Perché complesso? Perché affrontando la natura diciamo del lessico da un lato e tutti i problemi che presenta l'apprendente del lessico, noi effettivamente ci troviamo di fronte ad una situazione di estrema variabilità. Da un lato quindi il lessico è un continuo divenire, cioè cambia, muta, invecchia e si rinnova continuamente. Dall'altro lato c'è l'apprendente, ma anche l'adulto, cioè mettiamoci pure anche noi dentro a questo ritmo, che deve affrontare la mole delle nuove conoscenze, delle sfumature di significato, delle accezioni nuove che un termine può anche utilizzare in campi diversi. Quindi dobbiamo ricordarci che affrontando l'argomento dell'ampliamento lessicale noi non dobbiamo mai dimenticare la natura processuale dell'acquisizione lessicale, cioè è in continuo divenire, è dinamica, no? Però accanto a fronte di una natura incrementale della conoscenza del lessico, occorre tener presente anche il fatto che il lessico è soggetto ad una forte contrazione, cioè ad una riduzione. Questo è emerso da varie ricerche, in particolare dalla linguistica educativa, che è una disciplina linguistica, ma che affronta i problemi della lingua osservandoli in relazione all'apprendimento e insegnamento. Ora, anche le indicazioni parlano di una contrazione del lessico, ma per esempio secondo Ferreri non è intesa una contrazione come una riduzione sul piano quantitativo, quanto va intesa come un impoverimento del lessico, dovuto ad una caduta della qualità del lessico. E cioè è come se chi parla, chi scrive, si adagiasse su quel certo numero di parole che permettono un accesso così a tutti i testi a livello medio e usa sempre quelle, rimanendo indifferente invece alla varietà delle situazioni, alla necessità di ricorrere a sinonimi, per esempio, no? Ecco allora che questo cenno delle indicazioni sembrano invece orientarci a lavorare sul lessico in vista proprio anche di sensibilizzare gli allievi alla varietà delle situazioni comunicative, dei mezzi che vengono utilizzati, dei rapporti sociali che intercorrono fra i parlanti o fra chi scrive e legge, insomma. Invitano ad un uso quindi plurifunzionale della lingua e a una pluralità di testi. Questo come principio di fondo a questo percorso. Allora, che cosa ci chiedono le indicazioni? Sicuramente noi abbiamo all'interno della scuola secondaria di primo grado due grosse piste formative, due grossi nodi formativi, e cioè la responsabilità nella acquisizione, nell'uso del vocabolario di base, per il quale è necessario che gli insegnanti si attrezzino anche per una continua verifica, per un continuo accertamento, ma su questo torneremo specificatamente poi nell'incontro
della volta prossima. Ma il lessico del vocabolario di base, seppur è utile, è indispensabile per capirci, per affrontare situazioni medio-basse, non è sufficiente per permettere agli allievi la conoscenza disciplinare, che è espressa con un lessico specialistico, un lessico settoriale, che va quindi intenzionalmente e programmaticamente insegnato. Andrò veloce su queste 2 slide, poi dopo ve le vedete quando piazzo il materiale in piattaforma. Il mio obiettivo era quello di far vedere come accanto alle 7.000 parole del vocabolario di base ci sono però numerose parole comuni che rappresentano così parole per un accesso a testi, a situazioni comunicative medio-alte. Molte parole comuni vengono poi utilizzate all'interno delle discipline, per esempio le discipline umanistiche, linguistiche, un po' meno forse in quelle scientifiche, tecniche, ecco. E poi abbiamo tutto un lessico specialistico riferito ai vari settori. Qui ho riportato questo schema relativo alla quantità dei lemmi delle discipline, che ci permette di fare un confronto proprio sulle parole monorematiche, quindi parole che hanno un solo significato, quindi sono monosemiche, che caratterizzano, vedete sono molto numerose, quelle della botanica, della chimica per esempio, però vedete in altre discipline sono molto contenute. Invece guardate il discorso delle accezioni, cioè questi termini che presi dalla lingua comune, qualche volta anche dal vocabolario di base, portati in un settore disciplinare, assumono nuovi significati e questi creano problemi nella comprensione ai ragazzi. Da non dimenticare poi le polirematiche, che sono proprio dei lemmi complessi, che per esempio il dizionario di De Mauro riporta accanto ai lemmi semplici. Allora, che dire? Allora, sicuramente vocabolario di base all'interno del percorso della scuola secondaria di primo grado, sì, deve essere acquisito, è un obiettivo fondamentale e deve essere anche certificato. Perché sì? Perché garantisce l'accesso, diciamo, a una serie di testi medi alla quasi totalità dei ragazzi. Però, attenzione, non è sufficiente. Allora ecco la necessità di programmare con scelte oculate l'apprendimento delle parole chiave delle discipline che hanno bisogno di definizione e di spiegazione, e sarà molto importante dosare, controllare queste definizioni, queste spiegazioni, in modo tale che permettano la comprensione agli allievi. E così nel controllo dei libri di testo, per esempio nella selezione dei libri di testo, è molto importante valutare per esempio la presenza di glossari, ma al tempo stesso anche un testo che nella parte diciamo di spiegazione dei concetti usi un linguaggio accessibile. Quindi rigoroso nella scelta delle parole specialistiche, ma altrettanto piano e familiare, diciamo, per il discorso esplicativo in generale. Allora, rapidissimamente anche qui, perché penso di toccare argomenti a voi familiari, vediamo alcune proprietà del lessico specialistico. Allora, abbiamo già visto dalle tabelle precedenti una caratteristica è la monoreferenzialità, cioè un solo significato, per cui questo non crea ambiguità. Poi la prevalenza dei nomi sui verbi,
la frequenza di neologismi, di parole che derivano dal latino, dal greco per esempio, e che si compongono a seconda appunto dei prefissi, dei suffissi, quindi abbiamo le derivazioni oppure le composizioni, no? Quando abbiamo degli elementi morfologici, per esempio non autonomi, che si integrano e formano un unico termine, non so, bassorilievo, idrogeno, eccetera. Poi frequentissimi questi lessemi complessi o polirematici, che sono parole, accostamenti di due parole, per esempio, che si sono fissati, che si sono cristallizzati, che indicano dei significati, delle cose ben precise, dei referenti ben precisi. Molto frequenti sono anche le famiglie di parole, per esempio famiglie di parole derivati, come in questo caso forma, formare, deformare, formella e via dicendo, frequentissimi nelle discipline, o anche famiglie di parole concettuali, cioè tutte le parole che si riferiscono ad un unico concetto, per esempio i triangoli, per esempio la montagna e via dicendo. Va bene, le parole straniere e poi le ridefinizioni e i riusi specialistici, appunto, sono le accezioni di parole della lingua comune, le accezioni nuove in ambito della disciplina, che quindi ci porta ad affrontare tutto il discorso della polisemia, che rappresenta per i ragazzi un vero problema, un vero problema. E allora entriamo nel cuore del discorso. Allora, la costruzione della competenza lessicale. Che cosa interviene nella costruzione della competenza lessicale? Intanto mettiamoci d'accordo sul significato. La competenza lessicale è la capacità di capire e di usare parole ed espressioni del lessico italiano in modo appropriato e consapevole. Questo idea della consapevolezza subito vi fa pensare a un certo tipo di attività, no? Cioè le attività di riconoscimento, le attività di applicazione non sono sufficienti. Noi dobbiamo andare verso attività che mettono in moto processi di astrazione, di generalizzazione, di ricostruzione, di giustificazione del percorso che facciamo e delle scelte che facciamo. E quindi è necessario una organizzazione della classe che permetta questo. Vediamo ora gli elementi di cui dobbiamo tener conto. Allora, prima di tutto la quantità e la qualità delle parole. Allora, io ricordo così certe situazioni di apprendimento che io stessa ho vissuto, ma anche recenti, no? Non soltanto lontane nel tempo, box di termini da apprendere, avulsi da un contesto. Però attenzione, questi possono entrare nella mente con un certo sforzo, ma si perdono con estrema facilità. E quindi la quantità delle parole che noi dobbiamo anche verificare negli allievi, però appresa con gli elenchi, con i box di parole, non porta a nessun frutto. Noi dobbiamo curare la qualità della conoscenza, delle conoscenze che stanno intorno, che caratterizzano ogni parola. E che cosa sono? Quali sono questi elementi che rappresentano elementi, cioè le proprietà di una parola da conoscere? Sono più elementi di tipo squisitamente linguistico o di tipo comunicativo. Sicuramente la forma fonica e la forma ortografica. La struttura morfologica, cioè i costituenti della parola, no? E quindi tutto il discorso delle derivazioni praticamente, ma anche la configurazione sintattica, cioè la posizione
degli elementi delle parole all'interno della frase o all'interno del sintagma, oppure gli argomenti retti dai verbi. Ne abbiamo già parlato, ne avete già parlato negli incontri precedenti. E poi tutti gli aspetti di tipo comunicativo, cioè andiamo a vedere il significato del termine, un significato referenziale oppure un significato connotativo che implica quindi la dimensione della soggettività, dell'emotività. Andiamo a vedere anche l'aspetto pragmatico, se quindi un termine è appropriato rispetto alle situazioni d'uso. Ma cosa molto importante sono queste due proprietà che di solito forse vengono un po' dimenticate, che invece sono fondamentali per la memorizzazione poi dei termini, e cioè le relazioni lessicali, che sono tutti quei rapporti che un termine crea con un altro termine, non solo rapporti di sinonimia, di antonimia, di iponimia, eccetera, ma anche le famiglie di parole, i campi semantici, i quadri di significato, diciamo quei copioni che ricreano delle situazioni comunicative in cui entrano queste parole che noi vogliamo far apprendere. E così molta importanza viene riconosciuta anche alle collocazioni privilegiate, cioè quelle combinazioni di parole che ricorrono spesso nel discorso e che se educate, se insegnate agli allievi facilitano il loro uso. Proviamo a fare un esempio. Ecco, noi abbiamo a che fare con il verbale a scuola, no? Quanti ne facciamo verbali? Però, per esempio, delle collocazioni privilegiate è la stesura del verbale, l'approvazione del verbale, allegare al verbale un documento. Questi abbinamenti fanno, alla fine diventano come dire, un linguaggio proprio privilegiato che va insegnato perché indica delle azioni o delle situazioni specifiche in cui possiamo avere immediata condivisione. Ora, altra cosa ancora, rapporto lessico e memoria. Allora, la ricerca, soprattutto appunto la linguistica educativa, ha messo in evidenza come l'apprendimento di parole nuove all'interno di una lezione è molto limitato. Qui riporta la quantità di 7 elementi informativi con oscillazioni di +2, 9 o -2, 5 massimo, se l'argomento è nuovo ed è complesso. Allora, voi capite che quando noi usiamo, spiegando una serie di parole nuove per i nostri studenti, a un certo punto entrano da un orecchio ed escono dall'altro, cioè non permangono dentro. Ecco allora la necessità di scegliere, ed è questo il cuore di questa lezione e sarà poi anche il cuore dell'attività di laboratorio e anche della prova conclusiva, del project work finale di questo corso. Quindi c'è un impegno proprio formativo da parte degli insegnanti, proprio alla luce di questi aspetti, di scegliere le parole utili e necessarie all'allievo per capire, chiamiamole parole chiave. Quelle che esprimono concetti cardine di un argomento, di un tema che stiamo affrontando. Nel rapporto lessico e memoria non dimenticate che per potenziare la memorizzazione delle parole è molto importante lavorare sugli abbinamenti, sugli accorpamenti, anche a livello di unità foniche,
ma anche nella scrittura, anche nell'uso, no? Quindi combinazioni di parole, parole che si richiamano per somiglianza, per significato, per familiarità. E poi molto importante, mettere a fuoco e discutere, confrontarsi, quindi mettere sotto processo, diciamo così, i lessemi polisemici. Cioè, questo è in questo ambito un termine ha questo significato, in un altro ambito ne assume un altro, e qui entra tutto quel discorso sulla varietà a cui facevo riferimento in apertura. Non dimentichiamo che il lessico si colloca in uno spazio culturale ed è un fatto sociale. Cioè, che cosa vuol dire questo? Cioè, vuol dire che le parole che noi insegniamo a scuola non sono solo sui libri, non sono avulse da un ambiente, da un luogo fuori della scuola, da testi, non solo i manuali scolastici, dove queste parole vengono utilizzate e che dietro hanno anche una storia, hanno anche uno spessore culturale. E allora formare la competenza lessicale vuol dire anche recuperare questo spessore delle parole, ma soprattutto le parole hanno un senso nell'uso all'interno di una comunità di parlanti. Molte volte i significati sono concordati, sono frutto di discussione, no? Mettiamoci d'accordo sui significati, ecco. Quindi tutti questi elementi hanno una grossa ricaduta poi nella organizzazione dell'insegnamento-apprendimento, proprio nell'organizzazione immediata. Qui ora vediamo rapidamente ciò che dobbiamo tenere a mente. Allora, abbiamo detto prima, superare gli elenchi, cioè le batterie di parole, perché non rimangono nella memoria. Allora la necessità, se dobbiamo fare apprendere un lessico specialistico, di fare delle scelte non esagerate per contenere il carico memoriale, ma essenziali ma che siano utili all'allievo. Altra cosa ancora, per fissare la memorizzazione, pensare a meccanismi di rappresentazione di queste parole che si rapportano, che si collegano, che si accorpano, quindi grafici, tabelle, uso del colore, no? Aiuta a mettere insieme. Ancora, il lessico si impara facendo lingua, quindi il lessico si impara stando in laboratorio, realizzando qualche cosa, svolgendo una ricerca, muovendomi, creando una mappa. Ecco, allora l'insegnante che pensa di fare lessico creando una realtà avulsa dal fare, avulsa dalle attività, deve rendersi conto che forse l'apprendimento si radica di più nella misura in cui crea, mentre fa laboratorio, crea mappe, discute con i ragazzi o anche insegnanti di altre discipline, non so, disegnano, costruiscono un lapbook, ecco, crea degli spazi in cui fa passare delle parole chiave. Ecco, questo è molto importante. Molto importante poi utilizzare immagini, oggetti concreti, reali per far memorizzare e soprattutto contestualizzare, portare l'uso delle parole, cioè le parole, in situazioni autentiche in cui le parole vivono praticamente. Ho voluto mettere nel titolo di questa lezione, ho voluto fare un cenno anche alla interazione e l'ho fatto volutamente, l'ho fatto intenzionalmente perché è importante creare situazioni di interazione e di cooperazione
perché i significati vengono negoziati e in questa negoziazione dei significati noi sosteniamo quella dimensione metacognitiva che è funzionale alla consapevolezza e quindi alla formazione della competenza. Allora, se fino ad ora abbiamo visto delle, come dire, delle avvertenze metodologiche immediate, di immediata spendibilità, è importante, quando si lavora sul lessico, fare una acuta pianificazione curricolare. Voi tutti avete costruito il curriculum d'istituto, non è vero? Avete anche per caso indicato, parlando di un lessico specialistico, le parole da apprendere alla fine del primo anno, del secondo anno, del terzo anno? Parole da apprendere in storia, per esempio, o in geografia? Dico queste discipline perché rivolgendomi a insegnanti di lettere so che sono gli insegnanti che affrontano anche queste discipline. Ecco, è un invito questo a ripensare al curricolo, programmando anche un certo numero di parole chiave da insegnare, apprendere a scuola. Nel lavoro che vi proporrò come project work c'è anche questa finalità che chiaramente mi è stata, come dire, cioè è stata oggetto di ispirazione leggendo alcune ricerche, alcune attività di De Mauro e della Ferreri che avevano tentato questo percorso, no, di individuazione delle parole chiave e che invitano proprio a continuare a portarlo avanti nelle scuole. Allora, lavorando quindi sul curricolo, noi abbiamo 4 nodi formativi. Sicuramente il quarto viene impostato, viene avviato nella scuola secondaria di primo grado, ma rappresenta invece il cuore sicuramente nel primo biennio della superiore. Quali sono questi percorsi formativi, questi nodi formativi? Allora, il vocabolario di base, le parole chiave delle discipline di studio, come gestire, quale metodologia, quali obiettivi, quali processi, la marcatura dei sinonimi, lavorare molto sui sinonimi, e poi l'apprendimento del lessico della conoscenza o lessico epistemologico, che è quel lessico che è trasversale, che molto spesso viene utilizzato per parlare del lessico. No? Ipotizzare, usiamo i dati, no? Queste parole sono parole trasversali che mi servono per spiegare. Noi mettiamo a fuoco appunto il percorso formativo delle parole chiave e in questa progettazione curricolare io vi invito a riflettere sulla opportunità proprio di condividere all'interno della scuola anche le parole da far apprendere. Magari ne parliamo, ne riflettete nei gruppi e ne parliamo poi insieme se volete. Allora, immaginiamo adesso di pensare ad un piano per l'estensione delle conoscenze lessicali. L'insegnante a monte deve curare molto questo suo intervento in classe. È necessaria una grossa pianificazione da parte dell'insegnante. Al di là dell'appurare la consistenza del patrimonio lessicale degli allievi, che è una responsabilità, direi che la parte più delicata, che non è affatto semplice, me lo direte lavorando oggi se lo è o no, per me non lo è quella di selezionare le parole che rappresentano i concetti fondamentali
di un argomento, o meglio di una lezione anche della disciplina. Adesso non dobbiamo trovare per forza parole chiave sempre, no? Ma le parole quali, se il carico memoriale non supporta più di 5 parole chiave massimo, su che cosa, quali scelgo? Perché sono utili e perché quelle sono indispensabili e perché quelle nella visione curricolare devono essere apprese dagli studenti di questo istituto. Ecco, quindi è una scelta di estrema delicatezza. Quante potranno essere? 50, 60 per la storia, per esempio, no? Ecco, quante ecco, questo è un impegno. Però come si scelgono queste parole? Allora, vari sono i criteri, sicuramente, prima di tutto, pensando ai concetti di base, i concetti fondamentali che sto insegnando, ma io non devo perdermi facendomi trascinare dal contenuto della disciplina. Io devo fare un lavoro linguistico comunicativo, io devo lavorare sulla parola da una prospettiva non della storia, seppur nel lessico specialistico entra, no? Lo spessore contenutistico, diciamo. Io devo fare un lavoro linguistico e allora devo andare a scoprire prima di andare in classe le proprietà di questo lessico specifico, e quindi io stessa mi devo servire di quegli strumenti che nelle lezioni precedenti del professor Baglioni, del professor D'Achille, eccetera, sono emersi. Dizionari, per esempio, di varia natura, ecco, perché mi aiutano a portare in luce certe proprietà delle parole e queste devo anche decidere quali di queste proprietà in quella determinata situazione è opportuno, se non necessario, insegnare. Adesso facciamo un esempio. Selezione delle parole. Come selezionare le parole? Allora, vediamo alcuni criteri. Ho preso questi esempi da questo lavoro di De Mauro Ferreri del 2003, in cui loro avevano fatto proprio questo percorso. Per esempio, loro dicono: se io devo insegnare le carte geografiche, mi devo domandare quali sono le parole indispensabili, e hanno scelto rappresentare, carta geografica, ridurre, scala. Ridurre in scala, provate a pensare se dovete parlare di una carta geografica, se queste parole soddisfano, no? Simbolo e leggenda. Vedete che sotto ne ho inserite delle altre, sono altre parole specialistiche della disciplina che però diciamo possono entrare unitamente alle precedenti, che magari possono essere ricordate per un po' di tempo, ma poi possono anche, diciamo, sfumarsi, no? Ma l'importante è che le prime, quelle chiave, non vengano dimenticate, perché quelle sono quelle che permettono all'allievo di padroneggiare anche concettualmente la disciplina. Poi l'altro esempio, un'altra operazione da fare. Allora abbiamo detto accorpare, aggregare, rapportare le parole. Allora, una volta che noi abbiamo scelto le parole chiave di un tema, è opportuno che già noi le mettiamo insieme, cioè formiamo dei piccoli nuclei di parole che si collegano fra di loro, perché il collegamento aiuta a creare scenografie nella mente, no? A rappresentarsi nella mente situazioni. Qui, per esempio, dovendo spiegare l'universo, loro proponevano stella, costellazione, galassia. Provate a prefigurarvi, sentendole, una visione
di connessione. Oppure Sole, sistema solare, pianeta, forza di gravità, e poi universo hanno luce. Anche qui posso avere delle altre parole da usare, da riprendere, però attenzione, le prime sono le parole chiave. Un terzo esempio, questo l'abbiamo costruito con un gruppo di insegnanti. Abbiamo preso l'argomento della prima rivoluzione industriale, che è un argomento di una certa ampiezza. Lo fate in un'unica lezione voi? Assolutamente no. Sicuramente 2, 3 anche lezioni, d'accordo? Allora, ed è importante quindi anche questa segmentazione temporale degli argomenti in temi. Un tema che è stato scelto da questo gruppo di insegnanti erano proprio le risorse umane e la questione sociale. E quindi hanno cominciato, prima a discutere tra di loro, poi prendendo i loro manuali, a vedere quali erano le parole. Massimo 5 ci siamo detti, perché in una secondaria l'argomento implica anche una certa complessità, anche parole che rispetto alla storia precedente sono nuove, no? Ma che poi saranno riprese in argomenti successivi, quindi parole che sono un po' pilastri, cardine. Allora, dopo un'ampia discussione, loro hanno scelto spirito di imprenditoriale, perché questo rappresenta la chiave di volta della prima rivoluzione industriale. Borghesia e proletariato, perché a livello sociale cambia la visione delle classi sociali, e quindi questo mi può permettere di fare che, uscendo dal capitolo, riprendere argomenti precedenti, capitoli precedenti relativi alle classi sociali, che non erano classificate in base ad aspetti socio-economici ma istituzionali, no? Il clero, il terzo stato, eccetera, eccetera. E quindi borghesia e proletariato, perché poi vengono ripresi tutta la storia del proletariato nella storia del Novecento e via dicendo. Poi manodopera infantile, perché è il punto dolens della rivoluzione, della prima rivoluzione industriale, ma perché purtroppo è un'amara realtà, e quindi mi permette anche, cioè è un concetto vivo, e società di mutuo soccorso aggiunto alla fine dopo tanti interrogativi, perché è un modo degli operai di far fronte alle difficoltà economiche, alla miseria, eccetera, e perché poi questo concetto sarà ripreso quando parleremo di sindacati. D'accordo? Naturalmente altre parole utili sono state queste: questione sociale, popolazione urbana, alloggi insalubri, tasso di mortalità infantile, giornata lavorativa, luddismo e poi insomma qualche altra che adesso io non ho riportato. Allora, qual è l'elemento in più rispetto a prima? Che questi insegnanti hanno cominciato anche a ragionare uscendo dal manuale, uscendo dalla lezione. E quindi pensando a che cosa? Al rapporto di queste parole con altre parole a distanza di capitoli e a distanza di tempo. Quindi c'è necessità di una certa lungimiranza anche nella scelta, d'accordo? Ma si sono domandati poi, ma uscendo dalla disciplina, in rapporto ad altre discipline diverse, io posso affrontare questi argomenti. Per esempio, loro dicevano, è frequente, per esempio, l'uso, non so se la conoscete, Essi diranno, di Carl Sandburg, che parla proprio dello sfruttamento dei bambini, cioè di 4-5 anni,
dove questi concetti del lavoro minorile, della sofferenza, della mortalità, della giornata lavorativa ossessiva, vedete che io recupero anche le altre, però il concetto è la manodopera infantile, no? Fanno perno attorno a questa parola chiave, è narrato, ma non con parole, diciamo, specialistiche, ma con parole comuni che mettono in moto il piano della emotività, il piano della soggettività e quindi della connotazione. E allora ecco che io posso anche fare un confronto e creare discussione intorno alle parole, ed è quello che porta alla consapevolezza. Allora, 3 cose: selezione delle parole in un contenimento della memoria, raggruppamento delle parole che si richiamano, no? Piccoli nuclei. Terzo, pensare anche a distanza di tempo in capitoli successivi o in capitoli precedenti, quindi di tempo e luogo, richiami di queste parole, ancora meglio in altre discipline. Poi, naturalmente, quali rappresentazioni agevolano queste correlazioni che è possibile fare. Ecco, allora, fatte queste premesse, io adesso vorrei seguire un esempio, vorrei portarvi un esempio dove, superando il momento della scelta, che abbiamo detto è impegnativo, andiamo a pensare adesso alle attività da mettere in moto, anzi ancora ai processi che vengono messi in moto pensando alle proprietà delle parole alla formazione di una competenza attiva, cioè passiva e attiva. Lo dico qui, ma lo ripeterò anche mostrando, ragionando questi esempi di attività che quando io prima ho illustrato le proprietà di una parola, non ho sottolineato, ma lo voglio fare adesso, che non necessariamente quando io insegno un certo termine, d'accordo? Prendiamo, che ne so, sistema solare o prendiamo scala, pensando alle carte geografiche, tutte quelle proprietà, quindi l'aspetto della forma, l'aspetto morfologico, sintattico, del significato, delle relazioni, delle concorrenze vengono messi in gioco. Troppo. Occorre una certa gradualità, una capacità di scelta. Quindi nella scelta delle parole chiave occorre anche, riflettendo a monte, a livello adulto, sulla scelta delle proprietà da mettere a fuoco, occorre che l'insegnante si impegni. E quindi sceglierò le proprietà da far imparare ai miei allievi, quali? Quella o quelle che sono utili in quel contesto, in quella situazione per capire. Allora, vediamo tutte queste cose attraverso un esempio. Io qui ho preso un esempio di geografia. L'argomento il pianeta Terra, orogenesi, vulcani, terremoti. Ho articolato questo argomento in lezioni e ho isolato un tema, il tema di una lezione, di 1-2 ore a seconda della vostra programmazione, da dedicare ai terremoti. Su questo argomento, su questo tema, quindi, ho cercato le parole coerenti con i concetti
e ho fatto un'esplorazione a monte, a livello adulto, dei vari strumenti a disposizione. Le parole chiave che vi propongo, sempre nel lavoro condiviso con gruppi di insegnanti, sono state queste, le abbiamo scelte, sono queste adesso. Allora, sisma, onda sismica, vedete, abbiamo messo degli interrogativi. Per me non lo metterei. Lascio a voi a pensare, no? Per me non lo metterei, però alcuni dicevano sì, ma non siamo riusciti ad arrivare ad una concorde decisione, quindi ho detto adesso lo rilancio, vediamo. Poi epicentro ed ipocentro insieme, magnitudo e intensità, che sono le due misurazioni, la magnitudo, quella della forza, va bene, secondo i criteri della scala Richter, l'intensità secondo gli effetti disastrosi sulle cose, sugli oggetti, sulle case e via dicendo. Quindi lasciamo per adesso in parte onda sismica, sono 5. Sono 5. Poi ne posso tirare fuori anche delle altre, terremoto, sismografo e via dicendo. Allora, è bene sempre ancorare, diciamo, un lessico il più possibile al sapere posseduto, all'esperienza dell'allievo. Qui sono andata anche su una via facile, perché purtroppo è una realtà che ci angoscia oggi come oggi. E quindi prima di dare le parole, prima di affrontare il testo, questi insegnanti hanno pensato di partire dalla realtà e quindi hanno proposto una serie di fonti, anche il servizio di monitoraggio dei terremoti, oltre a degli articoli, eccetera, eccetera, con l'incarico dato a piccoli gruppi di evidenziare le parole che ricorrono, quindi ognuno aveva, no, il suo pacchetto di materie. Quali sono le parole che ricorrono in questi articoli, in queste piccole comunicazioni, in questi servizi, eccetera? Provate a vedere, provate a fare anche una scala di frequenza, d'accordo? E poi vediamo queste parole, chi le conosce, chi non le conosce, facciamo delle ipotesi sui significati, annotiamoceli, confrontiamoci insieme e poi passeremo al manuale. Nel manuale, sia che noi lo usiamo in classe insieme, sia che lo diamo da studiare a casa, occorre progettare, quindi proprio insegnare agli allievi una procedura molto stimolante, questa proposta da Ambel, il quale dice che cercare il significato di termini specialistici nel manuale deve rappresentare proprio una vera e propria ricerca e una vera e propria soluzione di un problema. E allora lui dice, vediamo come affrontare questo problema, e quindi attraverso mosse, 4 mosse, che lui dice, quelle delle 4 T. Allora, prima di tutto cerchiamo nel testo. Nel testo possiamo trovare la definizione papale, ma potrebbe anche non essere, quella definizione potrebbe essere anche difficile. Allora noi possiamo trovare altre informazioni, magari collocate all'inizio, in mezzo, alla fine. Andiamo a trovare tutte le informazioni utili che ci permettono di. Però vediamo noi cosa abbiamo capito, quindi nella nostra testa che cosa scatta, quali riflessioni facciamo, ci poniamo delle domande perché magari delle cose non le abbiamo capite. Andiamo
Andiamo a vedere con i compagni l'altra T, la testa dei compagni. Confrontiamoci, ecco la condivisione, la negoziazione dei significati, fino poi a trovare conferma ulteriore in altri testi, enciclopedie, dizionari, per andare a approfondire, per rispondere alle nostre stesse domande. E allora qui comincia il lavoro. Magnitudo. Magnitudo è un termine lampante, un termine specifico lampante, perché il suo significato è univoco, quello è. In realtà, cercando nei dizionari, questi insegnanti avevano trovato anche che in tempo passato veniva usata anche la parola magnitudine. In geologia, magnitudine, espressione che forse oggi non si usa più parlando in termini geologici, ma soltanto in riferimento alle stelle, no? Però si sono soffermati su questa scoperta che avevano fatto guardando i dizionari, e hanno cominciato quindi a livello adulto, nel Gradit appunto le marche d'uso, poi ecco, in Garzanti avevano trovato magnitudine come grandezza che nella scala Richter esprime l'intensità, come quindi quasi sinonimo di magnitudo. Quindi attenzione agli strumenti, perché potrebbero anche far discutere, ecco. Proveniente dal latino. Ecco qui l'articolo poi che li aveva colpiti, che poneva una questione, no? Magnitudo e magnitudine, che cosa hanno di comune? Hanno qualcosa di comune? Punto di domanda. E quindi avevano deciso come rompicapo per gli allievi di usare di ispirarsi a questo piccolo articolo. Le attività qui, quali attività allora possono essere fatte su questo termine? Sicuramente ragionare per esempio sull'origine di questa parola, no? Oppure per far capire questa monoreferenzialità, far provare per esempio a sostituire questo termine con altre parole. Come cambia il messaggio? Come cambia il significato? È chiaro altrettanto? È economico? D'accordo? Quindi non va data per scontata la parola, va problematizzata. D'accordo? Ecco. E ancora, magnitudo dei terremoti e magnitudine delle stelle, due misure collegate. È vero o no? Hanno un nome simile solo perché misurano una grandezza. La magnitudo è con una scala vettoriale misura la forza dei terremoti, la magnitudine con le ricerche più recenti, la luminosità assoluta di una stella. Ma allora, cosa c'è in comune fra queste due parole, dove tra l'altro in un passato, forse ai primi del Novecento, magnitudine si trova anche per i terremoti, utilizzata per i terremoti? E allora, per esempio, potrebbe essere, non so, che misurano entrambi due grandezze, per esempio. La loro origine è simile, no? Probabilmente in una storia della parola l'una ha soppiantato l'altra, d'accordo? Entrambi misurano proprio una forza e la misurano in termini di grandezza. Ecco, quindi questo
questo è un lavorare sulle parole, questo è un lavorare mettendo in gioco le proprietà delle parole. Vedete che io faccio un lavoro linguistico, comunicativo. Ecco, non fatevi prendere la mano perché questo è facile che accada dal significato in quel contesto geografico, perché se no, signori, in 2 minuti abbiamo finito, ma non è questo lo scopo, perché per formare una competenza lessicale di una certa stabilità e consapevole occorre invece fermarsi sulle proprietà. Andiamo avanti, intensità. Facciamo un altro esempio. Intensità è il polo opposto da un punto di vista linguistico, perché se magnitudo è monoreferenziale, intensità invece, utilizzato per i terremoti, è una accezione, va bene, scientifica, tecnico-scientifica, e quindi è l'esempio, intensità, di una parola polisemica. D'accordo? Allora, facciamo a monte come insegnanti una ricerca sulla parola intensità. Che cosa? Quali attività proporre agli allievi? Cosa scelgo per andare oltre la definizione? Allora, intensità, sempre vado a vedere le marche d'uso, fa parte a livello di linguaggio comune, questo è il suo significato. Poi vedete che ci sono ambiti diversi, nella fisica, nella statistica, nell'economia, nella musica, in altri dizionari anche nella linguistica. Questo è il RIF. Il RIF rende molto bene usato nella versione elettronica, perché questa è l'immagine, no, della ricerca. Intensità vi dà la piccola famiglia che sta intorno alla parola intensità, e quindi non ho una mole per la quale posso avere anche difficoltà di gestione, no? Allora intensità, vedete, mi mette anche i rapporti di ordine. Intensità deriva da intenso, va bene, che a sua volta deriva da intendere, tendere, eccetera, eccetera. Quindi io posso anche lavorare intorno a questa famiglia di parole. Controllando vari dizionari, io posso raccogliere una serie di cooccorrenze, cioè di quelle parole, di quelle parole che stanno insieme in modo privilegiato, e le posso raggruppare. Io qui le ho riportate alla rinfusa. Intensità di uno sguardo, del calore, intensità di un dolore, di uno sforzo, di un affetto, della corrente, intensità di capitali, intensità di suono, intensità dell'accento. Quindi sono le varie accezioni che in queste combinate, d'accordo, assume il termine intensità. E io potrei anche classificare, no? L'ambito economico, l'ambito linguistico, l'ambito fisico, della fisica. E intensità di terremoto, dove lo piazzo? Dove lo colloco? Se poi volessi fare mettere in luce la formazione, quindi della parola intensità, quindi ragionare sui prefissi, potrei andare a ragionare sul significato del prefisso in collegato ad un aggettivo, che crea un senso negativo. Ecco. Allora, qual è allora? Vedete, quindi le possibilità di lavoro sono più di una. Cosa sarà utile per il mio allievo? Ecco il ragionamento, capite? Tutto non è possibile farlo. In quella circostanza cosa sarà utile? Sicuramente lavorare sulla accezione specifica a confronto con altre. Dà immediatamente, no, il senso, anche perché è possibile ragionare, anche perché posso paragonarla a magnitudo, quindi questo può essere fruttuoso. Poi posso anche creare delle situazioni capziose, sempre
per dire che non è finito tutto lì, per radicare il significato delle situazioni capziose, per esempio. Per esempio, in un riassunto è stato trovato questo periodo, analizzando il sismogramma, quindi quello che mi dà la grandezza della scala Richter, si può avere un'idea dell'intensità del terremoto e della distanza del sisma dal punto in cui è avvenuta la registrazione. Intensità qui, in quale significato è utilizzato? Come intensità, quindi devastazione delle case, eccetera, eccetera, o intensità, visto che si parla di sismogramma, come registrazione della forza, della grandezza, quindi magnitudo? E allora, discussione. E andiamo a vedere, quindi adesso io ho riportato soltanto questa parte, però tutto il testo, perché dall'insieme del testo si capisce poi meglio, però il mio obiettivo è quello proprio di sottolineare appunto questa, cioè la necessità di uscire dalla meccanicità, non so se si dica, cioè da un apprendimento meccanico, no? Ripetitivo, e di creare intorno questioni. Ok. Qui posso andare anche veloce, sicuramente, epicentro, ipocentro, le due parole chiave, ma anche le altre che ho inserito, no? Come parole che mi porto dietro, orogenesi, sismografo, maremoto, d'accordo? Cioè il terremoto in mare. Qui sicuramente, adesso senza cercare, fare tutto questo lavoro di ricerca, lo lascio a voi, qui è necessario calcare sulla proprietà morfologica della parola, quindi la sua formazione. Ma allora anche qui è importante, per esempio, creare delle rappresentazioni, no? Allora ecco, io uso il colore, uso questi criteri, allora il suffisso in rosso, il prefisso in rosso, il suffisso in verde, la parola base in blu, accorpiamo, le vediamo, coloriamo, cioè sono forme di rappresentazione che aiutano la combinazione delle parole, quindi il ragionamento e quindi la memorizzazione, per arrivare poi alla focalizzazione del prefisso o del suffisso nel caso di sismologia e l'invito a cercare, cioè uscite, no? Cercate altre parole, sicuramente epigrafe, epifania. I ragazzi sono in grado di associare questo, quindi uscendo dalla disciplina io recupero altre parole e quindi questo mi permette di creare collegamenti e di ragionare. Ipocentro, ipocrita, va bene, ipofisi forse no, ma ipotesi. Ci siamo? Aprire delle parentesi giocose è molto utile, cioè usare una didattica ludica è molto importante. Per esempio, non so se voi a me capita ogni tanto di guardare il gioco dell'eredità, il gioco dei paroloni, no? Mette proprio alla prova questa capacità, di fronte a queste parole sconosciute, di andare ad arrampicarsi sui significati in questa maniera. Sempre continuando sulla proprietà morfologica di questi termini scelti, è molto importante anche far riflettere sulla categoria grammaticale dei componenti, no? Orogenesi è formata cosa? Da una parola, da un verbo, d'accordo? Maremoto, sismografo, da due parole, da due termini, da due nomi e via dicendo. Questo potrebbe essere più complesso come attività e perché non fissarlo anche qui con una didattica ludica? Per esempio Bartezzaghi proponeva questo proprio poco tempo fa, questo piacevolissimo gioco di riconoscimento delle componenti
grammaticali all'interno dei cognomi. Si era fissato sul verbo più sostantivo e facendo questa ricerca aveva trovato la parte, cioè la presenza di parti verbali con valore imperativo. Bevi l'acqua, no? Mangia galli, guazza loca, frusta lupi, batti strada. Però anche canta la messa, per cui tra il verbo con valore imperativo e il nome c'è un articolo. E spera in Dio, spera in Dio, d'accordo? E via dicendo, insomma. Praticamente attraverso un gioco piacevole, divertente, noi fissiamo il concetto di categoria grammaticale dei costituenti di una parola. Qui un'altra attività ancora, abbiamo detto che sono frequentissime le famiglie di parole. Nel caso dei terremoti, guardate questa famiglia che deriva da sisma, e allora ecco l'uso di rappresentazioni dentro sono state messe anche delle locuzioni o delle polirematiche per far vedere i rapporti di parentela, ma in questa maniera sisma, in realtà è sismo l'origine, rimane, no? Rimane come parola chiave, però io alla fine faccio entrare dalla finestra, diciamo, tutta una serie di altre parole specialistiche di questo argomento. A me interessa però sisma. Allora, attraverso questi esercizi, vedete, prima di riconoscimento, poi di problematizzazione, poi di ipotesi, io via via comincio anche a distaccarmi dall'esperienza e punto su una sistemazione del lavoro, dello studio fatto. Quindi è molto importante questo, cioè faccio ordine nella mia mente. È molto importante la fase della organizzazione rispetto a quelle 2, 3, 5, 6 parole chiave su cui ho lavorato. E allora ecco un archivio strutturato, no? Termine della lingua speciale, ambito disciplinare, allora qui è un termine del lessico comune oppure ha un significato specialistico e via dicendo. E quindi questo mi permette anche di fissare, di formalizzare il discorso, fino ad arrivare all'uso, ma già l'avevamo visto in itinere a piccole dosi, in cui l'allievo deve usare lui stesso queste parole chiave apprese in una produzione automatica. Qui per esempio è stato pensato questo lavoro che un po' rispecchia anche il percorso che avete visto, ma dove l'allievo si deve muovere con sicurezza, con autonomia. E quindi gli viene richiesto di comporre un titolo composto da occhiello, dal titolo vero e proprio, dal sommario, in cui deve utilizzare le parole chiave apprese, ma in qualche parte di questo testo, no? Di questo testo, potrà utilizzare delle parole che toccano la sfera della emotività, quindi il piano soggettivo, d'accordo? E quindi dove uso le parole specialistiche, dove invece uso termini, cioè parole connotative, ecco, perché, quindi tutto un ragionamento e via l'uso. Ecco, alla fine ricostruisci il tuo percorso. Hai usato un piano denotativo e uno connotativo, come viene presentata la realtà, quale lessico hai utilizzato, com'è il significato delle parole. Metacognizione di ricostruzione, non è neanche una metacognizione di terzo livello, no? Cioè, una proiezione in avanti, ma è così, di ricostruzione del passato e di sistemazione, quindi di secondo livello. Poi alcune strategie, ecco, allora qui vi pregherei, lo introduco già subito, prima di dare spazio alle domande,
Vi pregherei di prendere il materiale del laboratorio che vi ho inviato in piattaforma, perché lì io ho raccolto, ma l'elenco, la lista potrebbe continuare, quindi può essere incrementata grazie alla vostra stessa esperienza. Ho riportato una serie di strategie e di tecniche per ampliare la competenza lessicale, mettendo qui i vari processi che queste attività vanno a mettere in moto. Dunque, ingrandisco. Tutto schermo è questo, schermo intero. Vediamo se riesco a ingrandire. Ecco qua. Allora, andiamo alla fine del laboratorio. Vedete, ecco, voi ce l'avete sotto mano, quindi non mi faccio un cruccio più di tanto se, ecco, la lettura si legge, no? Ecco. Allora, vedete, qui trovate una serie di altre attività accanto a quelle che ho portato come esempio per impostare il ragionamento. Ecco, la glottodidattica ludica, per esempio stabilire relazioni semantiche orizzontali e verticali. Qui sicuramente qui c'è molto da lavorare. Per esempio ci sono delle attività molto interessanti che si possono fare, creare per esempio i percorsi delle parole, no? Per esempio io ho delle parole chiave disciplinari che si collegano, ma sono in realtà distanti, sono usate in capitoli diversi, e allora le posso dare ai miei allievi e dire: trova il percorso di questa parola, no? Dove l'hai trovata, in mezzo per arrivare a quell'altro termine che si collega concettualmente, che cosa c'è, quali altre parole ci sono, per esempio. Oppure attorno a questa parola che ha questa accezione, e lo vedrete poi nel laboratorio, ma adesso non voglio anticipare. C'è una parola che può avere un'accezione in un certo campo, ma cambiare in un altro campo, no? Allora, in questo campo, quali sono le parole che stanno intorno? Quali relazioni? Costruisci una mappa di relazioni e con l'altra accezione costruisci un'altra mappa. Ma come mai? E via dicendo. Ecco. Va bene, io mi fermerei qui e lo lascio poi al vostro uso, perché lo riprendiamo dopo. Allora, in che cosa consiste l'attività di oggi? L'avrete già vista. Praticamente vi ripropongo su un tema di storia lo stesso percorso, lo stesso ragionamento che ho utilizzato io per la lezione sui terremoti. Allora, l'argomento qui è per una seconda, parla di riforma e controriforma. Il tema scelto è la riforma protestante, con particolare attenzione, l'avete visto anche dal testo, alla riforma luterana, senza escludere anche gli altri. Su questo io chiedo di fare quel lavoro, cioè di discriminare le parole chiave da 1 a 5 massimo. Vi chiedo di organizzarle in piccoli insiemi coerenti, possono essere anche 2, deciderete voi. Vi chiedo quindi di esaminarle aiutandovi magari con gli strumenti che avete, con le vostre conoscenze, se avete i computer, i telefonini, li potete collegare, no, ai dizionari online se non li avete a portata di mano.
e per individuare le proprietà delle parole e per ragionare su quale proprietà o una o due mettere a fuoco perché sono utili in quel contesto per capire meglio. E quindi su queste parole vi chiedo di pensare a delle attività graduate, dal semplice riconoscimento, delle attività anche più impegnative, delle attività capziose anche per far pensare per far discutere, per far confrontare i significati, i ragionamenti degli allievi, eccetera. E per questo appunto potete pescare nell'allegato che vi ho orora mostrato. Ecco, io mi fermerei qui. Possiamo pensare alle domande, spero che nel frattempo siano maturate, se no darei il via subito al laboratorio e rinviamo le domande dopo, come preferite. Cosa dite? Intanto chiedo a Venezia e vediamo gli altri poli cosa rispondono. Più interessanti alla luce del laboratorio, visto che il laboratorio è una riproposizione di un esempio discusso. Venezia propone di passare al laboratorio e di dedicare poi le domande alla fine, dopo che si è presa un po' coscienza del lavoro. Ok, allora sono le 16:15. Facciamo fino alle 17, 17:05, dobbiamo finire al quarto, vero? Al quarto, in modo da dedicare un quarto d'ora al confronto. Man mano che producete, lo dico agli altri poli, potete anche inviare senza mandare tutto alla fine, così si riesce a organizzare qualche confronto. Sarà interessante la scelta intanto delle parole chiave. Ok, buon lavoro, ci risentiamo.